Un omaggio al ruolo delle donne nella pandemia, ma anche un appello in tempi che vedono soprattutto le donne penalizzate nei luoghi di lavoro a continuare in un percorso di valorizzazione che ha portato grandi contributi anche al progresso scientifico. Il VIM, uno degli istituti scientifici più all'avanguardia nel panorama internazionale per la ricerca biomedica e la medicina molecolare, assieme a Università, Comune di Padova e Fondazione Bellisario, con il patrocinio della Regione e con l'aiuto dell'Università, ha organizzato la terza edizione di Donne con la Scienza, con alcune delle protagoniste di questa difficile stagione di emergenza. Fare scienza in maniera avanzata vuol dire guardare avanti anche nell'inclusione e nelle pari opportunità, anche nel mondo scientifico. Direi che è un passaggio fondamentale. Noi abbiamo nel nostro ambiente di ricerca donne di primo ordine che dirigono gruppi di ricerca, e quello che secondo me è fondamentale è che nella ricerca la donna ha una marcia in più, perché contrariamente all'uomo, la donna quando ha un progetto di ricerca che sta portando avanti, anche nel momento in cui ci sono i momenti di incertezza per cui non si sa se andare avanti o fermarsi, una donna che ha cominciato quel progetto lo porta avanti fino alla fine, indipendentemente dalla certezza del risultato, e questa è una caratteristica tipica della donna. In questa pandemia ideare strategie e metterle a terra in maniera velocissima è stato uno dei punti di forza. È stato un percorso sfidante, principalmente perché abbiamo, come ha detto lei, cercato di trovare delle strategie che si adattavano via via al variare dello scenario epidemiologico. Devo dire che c'è stata una buona integrazione e una buona coniugazione tra l'elemento, diciamo, di intuito che è tipico della donna con l'elemento talvolta, insomma, maschile, che invece è forse più pratico, più pragmatico. È un momento di riforme, cambia il governo, cambierà probabilmente anche l'impostazione. C'è qualcosa da correggere nella rotta generale che è stata seguita finora? No, non credo, questo non lo so, io credo che bisogna continuare con un rapporto di collaborazione molto stretta tra il livello tecnico centrale e invece il livello regionale. Ha avuto un senso particolare l'intervento femminile in questa pandemia? Guardi, assolutamente sì, facciamo parte dell'altra metà del cielo che ha fatto e ha condotto questo momento storico. Direi che se io devo guardare nel mio staff, soprattutto anche l'area del comparto infermieristico eccetera, più dell'80% è rappresentato da donne che si sono veramente che hanno dato tanto con passione, con professionalità, dedizione, e che hanno proprio manifestato questa resilienza che è tipica, insomma, di questa fase pandemica del Covid, che è del tutto eccezionale, meritevole veramente di essere valorizzata ulteriormente. Quindi hanno motivato anche i colleghi maschi? Assolutamente sì, sono state brave, ripeto, e sono state esempio per tutti noi, per le loro famiglie, insomma un esempio per la società. Nella scienza le donne che ci sono si sono prodigate ancora di più per le donne e con le donne per cercare di portare questi risultati, perché una terapia, una profilassi o comunque qualsiasi strategia diventi importante anche per quelle donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro per una crisi economica importante. Quindi a maggior ragione ci sentiamo impegnati in questo senso. In laboratorio, in reparto oppure al fianco delle persone che soffrono anche psicologicamente a causa di questa pandemia, le donne hanno fatto e continuano a fare la differenza in questa situazione difficile, e questo lavoro spesso silenzioso deve essere riconosciuto e apprezzato da tutti.